Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Apriamo con una notizia di cronaca appena lanciata dalle agenzie. In condizioni gravissime il camionista che uccise Davide Rebellin, l'ex campione di ciclismo. Vedete le immagini, ricorderete la sua bici travolta dal camionista tedesco. Oggi era in programma la prima udienza del processo e c'è stato questo ictus e attualmente il camionista tedesco è ricoverato al Cafoncello a Treviso, dove è attualmente in terapia intensiva. Domani torna il maltempo, purtroppo si prevede un'altra ondata, intense precipitazioni, per cui c'è preoccupazione nelle zone già colpite. Ci collegheremo tra poco con i nostri inviati Daniele Garbin da Vicenza e Vanessa Banzato da Marostica e avremo poi ovviamente tanta cronaca e tanti collegamenti con i nostri inviati. A Venezia è in corso la premiazione della direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Cristina Georgieva. È arrivato apposta per darle un premio intitolato ad Ugo La Malfa, il Presidente della Repubblica. È in corso adesso proprio il discorso della Georgieva. Sentiamo in diretta dal Teatro Goldoni di Venezia. Ignazio mentioned micro and macroeconomics. For many years was a bestseller because it was explaining market economy simply. So a lesson to all professors in the audience, never mind how complex the concept is, keep it simple. I did go to Fiji and I cannot resist telling you my story of arrival. I'm there, the woman at passport control takes my passport, types something on her computer, looks at me and says, "Where are you from?" I said, "Bulgaria." She types again, turns to me and says, "There is no..." Allora questa era la direttrice, è la direttrice del Fondo Monetario Internazionale a Venezia, al Teatro Goldoni, dove ha ricevuto un premio dal Presidente Sergio Mattarella, che tra poco dovrebbe prendere la parola, per cui torneremo quando ci sarà il Capo dello Stato in diretta. Uno shock a Ponzano, dove c'è la sede del gruppo Benetton, dopo le dichiarazioni di Luciano Benetton, che ha annunciato di voler dare le dimissioni dalla presidenza del gruppo, avendo scoperto un buco di 100 milioni, il cui responsabile sarebbe l'amministratore delegato. Vediamo il servizio, la preoccupazione dei dipendenti Benetton. Quando che ho finito, ho salutato il signor Carlo e ho ringraziato perché ho avuto 40 anni, un lavoro sicuro, un stipendio sicuro. E quindi sarebbe bello che così fosse anche per il futuro, per le nuove generazioni. Vorrei dire sì, ma guarda. Sono contenta di essere vecchia. 40 anni in Benetton, dalla gavetta con il finissaggio alla qualità. La storia di Elisabetta qui a Ponzano è la storia di tanti. Sotto il capannone della sagra è la giornata degli anziani. Tantissimi gli ex dipendenti per i quali l'addio al gruppo di Luciano Benetton è un mezzo shock. Ivano Paronetto e Zaira Padoan sono marito e moglie. Con la signora Giuliana mi ha assunto, facevo a turno sui telai e lì ho conosciuto mio marito, che lui era meccanico dei telai. Voi vi siete conosciuti in Benetton? Sì, a Benetton. Benetton, sì. Sì. Purtroppo sì. Così, e sono ancora assieme. Abbiamo avuto 3 figli e sono 52 anni che siamo sposati. I Benetton per me ci hanno sempre aiutato. E spero su Alessandro, che è l'unico più attivo, più responsabile, non so, migliore penso che sia il migliore. Ricordi personali che diventano racconti d'impresa, così Ida e Pierina. Mi posso solo che dir bene, perché ho sempre lavorato a Giuliana. Io sono entrata nell'80 fino al 2002, per chi lavora là sono pensieri. Una fabbrica paese, insomma, difficile immaginare la Benetton senza i Benetton. Mica mia nuora, mie figlie, tanti, mio genero, che ancora lavora qualcuno, o ancora nuora, mi dispiace se proprio dovesse chiudere, perché
per Ponzano gli era una risorsa, insomma, ecco. Che cosa si sentirebbe di dire a Luciano Benetton? Che il tegno è duro, che cerca di fare il meglio secondo la sua coscienza. Penso che cerchino in qualche modo, siccome che hanno anche altre attività, di convogliare le proprietà, i beni, non lo so, di coprire il buco, insomma. Bisogna vedere come che c'è, perché conosce tutto, è difficile da capire cosa che c'è dietro. Ho lavorato per Benetton su un laboratorio per un po' di anni, poi non ci ha dato più lavoro perché l'ha mandato in altri paesi e noi abbiamo chiuso e siamo andati a casa. Questo è quello che posso dire dei Benetton. Si può dire quel che si vuole, ma alla fine non sarà facile per i 1000 dipendenti. Per me la Benetton è sempre stata, fin da piccola, raccontata come una grande azienda, come una grande opportunità per tanti. Sentendo questo mi dà anche un colpo al cuore. Bisogna pensare anche agli operai e a quello che hanno fatto, perché mollare così è troppo facile. Mollare così è troppo facile, sotto accusa l'amministratore delegato Massimo Renon, di lunga esperienza, era stato a Luxottica e in altre grandi aziende, ma adesso Luciano Benetton lo accusa di questa gestione che ha portato a questo tracollo, su cui interverrà sicuramente Edizione Holding di Alessandro Benetton. È prevista una assemblea del gruppo e poi ovviamente bisognerà fare un aumento di capitale con tutta probabilità e scegliere un nuovo amministratore delegato. Le difficoltà del gruppo Benetton, bisogna dire, sono iniziate quando ha lasciato la tolda di questa grande nave di Ponzano Gilberto Benetton, che era la vera mente finanziaria di questa grande azienda. Vediamo gli sviluppi, che cosa risponde allo stesso Renon e il commento di Oliviero Toscani. No comment, risponderò attraverso i miei legali. Massimo Renon, amministratore delegato di Benetton Group, risponde al telefono poco prima delle 4 del pomeriggio e conferma la linea delle prime ore. Il tono della voce è sicuro e cortese, ma non aggiunge altro sulla vicenda che sta scuotendo l'economia trevigiana e non solo, dopo l'intervista rilasciata dal patron Luciano Benetton al Corriere della Sera, che nell'annunciare l'addio al gruppo ha puntato il dito contro i manager e un buco da 100 milioni di euro. Nel mirino del fondatore, anche se non espressamente, è finito proprio Renon, definito più prosaicamente l'uomo della montagna, una chiara allusione alle origini bellunesi dell'amministratore delegato, un passato brillante in Marcolin e prima ancora in Luxottica, entrato come operaio e diventato dirigente, alternando lavoro e studio, ma quel legame di fiducia tra Paron e manager, nato nel 2020, è andato letteralmente in frantumi. Il 18 giugno prossimo, data probabile per l'assemblea dei soci, sarà impressa una svolta e a farlo sarà Edizione, ovvero la cassaforte dei Benetton, ora guidata da Alessandro. Da Edizione ci si aspetta anche una iniezione di liquidità, circa 260 milioni di euro, e a scendere in campo nelle ore più calde è anche lo storico fotografo dei Benetton, Oliviero Toscani, che all'Ansa riferisce di aver sentito Luciano, persona, assicura, di grande equilibrio, un uomo che dà fiducia alla gente ma deve capire che la gente non è come lui, sono i manager. Ha sentenziato Toscani, la rovina dell'economia. Il dibattito è su tutti i livelli e a Ponzano irrompe nel pieno della campagna elettorale. Luciano Benetton non abbandoni la nave, l'appello già partito dal sindaco uscente Baseggio, così uno degli sfidanti, Marco Durante. Servizio di Christian Arboit, vi dicevo in apertura, domani è prevista un'altra ondata di maltempo, piogge intense, quindi c'è molta preoccupazione nelle zone già colpite. Andiamo a Vicenza in diretta da Daniele Garbin a Borgo Casale. A te Daniele. Dammi via che non sento.
Sì, buongiorno direttore, grazie, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo nel quartiere di Casale, in questo momento siamo anche al caldo, un sole che proprio anticipa l'estate, bisogna dire, però già stasera sono annunciati nuovi temporali. Questa è una zona, proprio quello del cimitero, questo qui a fianco è proprio una zona che è stata allagata dal Bacchiglione, più avanti il Cavalcavia, sempre nel quartiere Casale, una zona che periodicamente finisce sempre sott'acqua. Con me uno dei residenti, il signor Gianni Quagliato, che insomma è abituato, per modo di dire, vero? Abbiamo qui già i sacchi pronti perché adesso quando c'è un piccolo temporale che viene giù tanta acqua, siamo subito pronti a avere i sacchi pronti in mano e poi con l'acqua che abbiamo avuto giovedì ancora, adesso non mi ricordo più il data, comunque avevamo 25 centimetri dentro in casa. Andiamo a vedere allora, intanto vi portiamo in casa allora di Gianni in questo momento. Ecco, lei comunque è quello che ha subito anche quella del 2010, no? 2010 era la stessa quantità di questa ultima volta, perché a febbraio avevamo avuto di nuovo a febbraio qui avevamo l'acqua che era, ma si combatteva con le pompe e si buttava via con le scope, sacchi di sabbia anche sacchi di sabbia sempre pronti anche qui, e qui c'era un 25 cm di acqua. C'è la lavatrice che non funziona. Andiamo dentro a vedere. Sì, prego. C'è la lavatrice che non funziona, c'è un frigo che non funziona e l'asciugatrice che non funziona. Vi diamo già rialzati. Questo è il 2010, questo è il lavoro fatto nel 2010. Ecco, facciamo proprio vedere quello che è stato fatto nei frigoriferi. Queste pedane. È stata rialzata, ecco, l'acqua arrivava proprio al di sotto. Vedere, vado vicino lì, ecco, a livello. L'acqua arrivava proprio al di sotto qua. Ecco qua. E questa volta com'era andata? Questa volta non abbiamo avuto il tempo di mettere giù i sacchi perché è venuta su in un modo tremendo che e quindi a mezzanotte mia figlia è venuta giù. Tutto tranquillo. Alle 3 è passata una signora che erano d'accordo, che è la padrona della baracca, che il Bacchiglione era fermo. Dalle 3 alle 5 è stato una bomba. Ecco, è questo che spaventa, perché nonostante magari gli allarmi come l'ultimo, l'allarme era un'allerta gialla, sembrava che non fosse proprio quella più, e invece nel giro di pochi minuti è stata una valanga di acqua, e abbiamo aspettato fino alle 11 che l'acqua andasse giù. A mezzogiorno dopo pranzo abbiamo cominciato a fare la pulizia, però la pulizia col fango che ha portato qui dentro, guardi, non siamo vede l'umidità e vede il fango che c'è ancora qui, vede. È talmente appiccicosa questa fango che fatica anche a tirare via l'umidità, vede, del muro. Introduciamo anche un'altra notizia, che a questo punto sono anche i ristori, i rimborsi che tanto queste popolazioni, ricordiamo solo la settimana scorsa Isola Vicentina e soprattutto Castelnuovo intendo e Amalo. È una situazione che veramente ha preoccupato. In quel caso erano 600 famiglie. Questa mattina abbiamo sentito il sindaco che ci ha informato di un incontro di tipo elettorale, ricordiamo va al voto Isola Vicentina, ecco, col ministro Urso, che avrebbe assicurato al sindaco, ecco, di portare la richiesta formale, ufficiale di riconoscimento di stato di calamità, che è utile per ottenere poi dei rimborsi, al governo. Quindi sembra sia una cosa che verrà formalizzata a breve, e su questo insomma si conta molto, ecco. Però anche su questi rimborsi che potrebbero non essere, o comunque essere dati parzialmente, c'è un problema. Ecco, vediamo la figlia in questo momento che su questo, ecco la figlia, ecco, che anche lei insomma ha qualcosa da dire su quello che riguarda i rimborsi. Noi non chiederemo rimborsi perché l'abbiamo già fatto nel 2010, ma è stata un po' una presa in giro, ecco. Anche perché vengono fuori i periti del comune, ti fanno una valutazione, a noi anche abbastanza alta, sui 50-60 mila euro di danni avevamo all'epoca, perché abbiamo buttato via praticamente tutto, frigo, freezer, lavatrici, asciugatrice, cioè abbiamo buttato via veramente tante cose.
Però dopo alla fine ci hanno liquidato con 6.000 euro e dopo un paio di mesi abbiamo dovuto restituire 3.000 euro, 3.500 euro, sì che rimborsi per noi quest'anno non ce ne saranno. E non siete presi in giro. Sì, è una presa in giro, perciò neanche la fatica di fare carte, di chiedere preventivi, di fare fatture, perché tanto dopo, oltre a pagare l'IVA, dobbiamo anche metterceli di tasca propria, sì che a questo punto non chiederemo più niente. Ecco, l'unica cosa che dirò è che non pagherò più la tassa del bacchiglione, della pulizia dei fiumi, perché tanto pagare una cosa che non viene fatta è una presa in giro doppiamente. Ecco, questo allora è un po' il polso della situazione in questo momento, anche all'annuncio di queste nuove ondate di maltempo. Speriamo che non sia così, così con la calamità, l'allarme che sembra, però da questo punto ogni temporale è un allerta. Esatto, comunque noi i bacini sì, sono stati fatti, ma noi non abbiamo visto subito. Io avevo la fiducia che siamo salvi da questi bacini, ma noi abbiamo visto che a febbraio avevamo già l'acqua qui. Questo, l'ultimo di giovedì scorso, non si poteva neanche fermarla qui, sacchi di sabbia, perché è venuto su in quanto tempo, Roby? Poi un'ora eravamo già a livello. E dopo un'altra cosa, si continua a dire anche altre persone, non solo io, la Roberta, ma il sindaco deve far pulire i fiumi, non dico mica solo le bacchiglie, ma tutti i fiumi. Il consorzio anche. Perché il consorzio sì. Allora si paga le tasse, adesso io devo pagare il Astico Brenta o cosa devo fare? Certo. No, non so, se non pago le tasse mi arriverà la mora di non pagare più i 20.000, ma magari 40, ma non hai 40 euro, perché 40 euro cosa sono? Certo. Quei danni che abbiamo avuto qui in casa è una cosa da niente. Comunque la ringraziamo adesso, perché immagino che sia anche prepararsi, anche noi, direttore, ricordiamo solo sabato la grandinata ad Agugliaro a distanza di poco tempo, proprio situazioni proprio puntuali, e alla Coldiretti ha proprio denunciato la perdita del 70%, per cui ci sono le abitazioni ma c'è proprio un problema, e quindi si guarda a questo punto il cielo con tanta apprensione. La salutiamo. No, adesso, ma guardate, io vi dico, io sono contento di quello che... No, contento, felice. A me è andata veramente bene rispetto a altre persone che hanno avuto tutto, hanno distrutto tutto. Per me questa è stata 3 giorni di fatica, ma sono contento perché io ho la casa, dovrò cambiare qualche mobile, ma dopo avanti si deve dare una... Grazie. Ecco, direttore, allora con questo restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele Garbina ai tuoi ospiti. Ovviamente prevale l'esasperazione, ma anche, insomma, avete visto, no? I veneti che reagiscono sempre in maniera molto positiva anche rispetto a queste calamità. Vediamo il Mattino di Padova. Ecco la Villa Veneta di Crisanti, così l'ho salvata dal degrado e restituita alla comunità. Dopo 2 anni di lavori il professore ha aperto i cancelli di Villa Priuli Custoza. C'erano state molte polemiche. Sentiamo cosa ha detto al Mattino di Padova il professor Crisanti. Sono centrale della casa, che come tutto il resto della casa è stato ristrutturato, risistemato, tutti gli impianti sono stati fatti tutti esterni. E poi ci sono questi affreschi di Gian Domenico Tiepolo che fanno, in qualche modo noi abbiamo ricongiunto questo ciclo che Gian Domenico Tiepolo vinse per Palazzo Marana Franco qui a Vicenza. In qualche modo il resto degli affreschi sono esposti al Museo Palaia, al Palazzo Barbarana. Poi qui ci stanno 2 studi, poi dietro ci sono un salotto privato. Ci sono questi sono, la casa c'ha 8 cammini nelle sale auditorio, importanti strutture del Sacento, in qualche cose ha decorato tantissimi altri cammini nelle ville Pradiaco, c'è una cosa rara che...
Il professor Crisanti, che ha fatto un tour per il Mattino di Napoli, di Padova, nella sua villa veneta, che ha ristrutturato, ha completamente recuperato. C'è stata, adesso andiamo alla cronaca nera, c'è stato un blitz della Guardia di Finanza trevigiana che ha sequestrato cosmetici, creme, prodotti a rischio cancro. Vediamo. Ci troviamo nella sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso. Sono assieme al capitano Daniele Leonetti, comandante del nucleo operativo del gruppo della Guardia di Finanza di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a voi. Oggi un'operazione importante, un sequestro di prodotti cosmetici che avevano una sostanza cancerogena. Nel corso di alcuni controlli svolti in provincia di Treviso abbiamo individuato degli esercizi commerciali che avevano in vendita dei prodotti cosmetici e di profumeria contenenti una sostanza cancerogena di cui ne è vietato l'utilizzo dal 1 marzo del 2022 su tutto il territorio comunitario. Il nome chimico della sostanza è butilfenilmetilpropinal, conosciuta sul piano commerciale con il nome di Lilial, ed è stata riconosciuta come una sostanza pericolosa per la salute umana. Ecco capitano, su quali prodotti è stata trovata, cioè prodotti cosmetici tipo quali? Nel dettaglio abbiamo sottoposto a sequestro bagnoschiuma, shampoo, creme, lozioni, gel, saponi e altri articoli che appunto riguardano la cura del corpo e l'igiene personale. Ecco, quali sono state le zone maggiormente attenzionate nella Marca dove sono stati trovati questi prodotti? I prodotti sono stati rinvenuti prevalentemente nel sud della provincia di Treviso, tra i comuni di Mogliano, Veneto, Spresiano e altre località limitrofe. Ecco, prodotti per un valore di quanto? Il valore commerciale dei prodotti sottoposti a sequestro, che ammontano a oltre 17.000, è di circa 52.000 euro, e quindi questi prodotti sono stati tolti dal mercato e la loro sorte sarà la distruzione a seguito di ordine da parte dell'autorità giudiziaria di Treviso. Ecco, ovviamente controlli che continueranno anche nelle prossime settimane. I controlli sono costanti da parte della Guardia di Finanza in questa particolare sezione del mercato e il nostro obiettivo è quello di ricevere anche segnalazioni da parte dei consumatori che si trovano ad acquistare prodotti che per l'appunto contengono questa sostanza vietata. Ecco, capitano, l'ultima domanda è l'appello in realtà proprio agli utenti. Che cosa devono guardare, cosa devono cercare nelle etichette di questi prodotti? I consumatori devono semplicemente guardare sul retro dei prodotti cosmetici l'elenco degli ingredienti. Se tra questi individuano proprio il nome butilfenilmetilpropinal, devono segnalare il tutto alla Guardia di Finanza contattando il numero di pubblica utilità 117. Grazie davvero capitano, grazie. Torniamo alla notizia di apertura, e cioè il processo per la morte di Davide Rebellin, il campione di ciclismo travolto il 30 novembre del 22 a Montebello Vicentino dal tir guidato da un camionista tedesco. Oggi l'udienza in tribunale di Vicenza, che è stata rimandata perché l'imputato Wolfgang Rieke ha avuto un malore, come vi dicevamo in apertura, ed è ricoverato in ospedale a Treviso. Wolfgang Rieke è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso per un ictus ischemico. Il camionista tedesco di 63 anni, il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino, travolse e uccise il campione veneto di ciclismo Davide Rebellin. Oggi era prevista l'udienza in tribunale a Vicenza. Sarebbero stati sentiti i periti, ingegneri cinematici, nominati dal pubblico ministero e dalla difesa di Rieke per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui morì Davide Rebellin. Il 19 febbraio di quest'anno i legali del camionista tedesco avevano rinnovato l'istanza di patteggiamento, quantificandolo in una pena di 3 anni e 11 mesi.
Il pubblico ministero si era detto d'accordo. L'11 marzo dunque sembrava un'udienza in cui sarebbe stato confermato il patteggiamento e invece il colpo di scena. Il giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta in quanto la stessa era già stata formulata allo stesso modo e già rigettata dal GIP. Oggi dunque Wolfgang Rieke avrebbe dovuto comparire di nuovo in tribunale a Vicenza per il processo che lo vede imputato, ma la prognosi è ancora riservata, quindi l'udienza è stata rinviata per legittimo impedimento. I suoi legali fanno sapere che rimane ferma la volontà espressa da Rieke di definire il procedimento nel più breve tempo possibile. Ancora cronaca e andiamo in diretta a Marostica perché c'è timore domani per un'altra ondata di maltempo anche nel Bassanese. In diretta Vanessa Banzato. Sì, buongiorno a te direttore, alle persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo a Marostica, al COC di Marostica, il centro operativo comunale. Sono giorni di fermento, giorni di tensione, giorni di paura dopo il maltempo che si è abbattuto in maniera particolare proprio su tutta l'area collinare. Con me il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo. Tra l'altro, sindaco, c'è anche come sorvegliato speciale tutta la zona di Crosara. Potrebbe esserci anche il rischio dell'evacuazione di diverse famiglie, ma ne parlerete proprio con i diretti interessati in serata. Ci illustri un po' com'è la situazione, tantissime frane, un territorio devastato. Sì, intanto buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, la situazione è abbastanza difficile, forse la più critica dal punto di vista del maltempo che abbiamo mai affrontato nel nostro territorio. Nemmeno con Vaia eravamo arrivati a una situazione del genere per quanto riguarda il territorio comprensorio di Marostica. In questo momento registrate nella sede operativa del COC, attiva di fatto da martedì, con oltre 150 volontari che si sono alternati giorno e notte in questi ormai quasi settimana, 6 giorni, perché siamo sempre rimasti aperti anche ieri. Abbiamo monitorato 40 frane circa, ma dovrebbe essercene un altro paio che ci hanno segnalato in aree private, comunque che sono prospicienti a aree di interesse pubblico. Abbiamo 5 strade totalmente chiuse al traffico che vanno un po' a isolare parzialmente quelle che sono le frazioni collinari. Abbiamo dovuto evacuare una scuola la settimana scorsa per il rischio di esondazione dell'Onghella e in questo momento stiamo facendo il monitoraggio accurato di 3 situazioni che sono particolarmente gravi. Allora, la prima, quella che ci preoccupa di più, è Crosara Centro, dove abbiamo 5 frane dietro l'abitato che istruiscono in parte lo scarico dell'acqua. In questo momento e nel fine settimana hanno lavorato i tecnici del servizio forestale, stiamo lavorando con il servizio forestale, regione, genio civile, protezione civile regionale, i delegati nazionali e anche naturalmente con quelle che sono le parti del Ministero per poter richiedere lo stato di calamità naturale dopo aver fatto i passaggi con la Regione. È una situazione particolarmente difficile. Questa sera abbiamo un incontro con la cittadinanza, con le persone residenti nei pressi del centro, dove andremo a elencare a scopo preventivo, perché noi vogliamo essere pronti a qualsiasi evenienza, anche lo sfollamento e il blocco di quella che è la provinciale che porta in altopiano, oltre che la messa in sicurezza naturalmente di tutte le famiglie che sono interessate dal possibile blocco della massa di fango che potrebbe scendere. Dico potrebbe perché siamo in attesa dei bollettini meteo, è prevista pioggia per domani ed è prevista una precipitazione importante per la giornata di giovedì e venerdì, per cui noi dobbiamo essere pronti a tutto, anche a sfolare le persone in tempi brevi. Da questa sera avrà montato anche un campo base fisso della protezione civile presso di fatto quello che è la parte sopraelevata del parcheggio di Crosara, una struttura in cemento armato con una tenda con torri faro e il presidio per il personale di protezione civile d'emergenza pronto ad ogni evenienza. Ecco, è una situazione comunque particolarmente complicata. Particolarmente complicata, lei ha detto non si vuole allarmare nessuno, certo è che c'è molta difficoltà e una cosa del genere non era mai successa a Marostica. No, non sicuramente negli ultimi 60 anni, non ci sono registrazioni di problemi di questo tipo. Nella frazione di San Luca ieri abbiamo terminato con Etra di mettere in sicurezza quello che è l'acquedotto, cercando anche di creare il minor disagio possibile ai residenti, perché di fatto era l'unica strada di accesso oltre a quella del Castello Superiore per arrivare alla frazione. Ora c'è un semaforo che regola con Movieri, lì abbiamo un fronte frana di 60 metri con la tubazione dell'acquedotto che porta l'acqua a 1500 persone della frazione di Crosara
e di San Luca. Lì siamo intervenuti rimuovendo per quasi appunto i 60 metri, 1,70 m con ditta in appalto di Etra, il materiale terroso e la copertura in asfalto, proprio per alleggerire. In caso dovesse partire il fronte collinare, il tubo resterebbe sospeso e non staremmo con l'assenza di acqua per i residenti. Quindi capite che è una situazione veramente critica. L'altro problema l'abbiamo tra San Luca e Vallonara, in via Valeri. Lì abbiamo 4 frane sulla stessa via, tra l'altro molto stretta, e mette anche una certa difficoltà per poter intervenire con i mezzi e le pale meccaniche. Ne abbiamo già rimosse 2, ne abbiamo un'altra di più piccole dimensioni. La più importante invece stiamo cercando di capire anche con i geologi della regione, che sono già venuti 3 volte in sopralluogo, come poter intervenire. Lì abbiamo 3 falde che continuano a gettare acqua di fatto sul materiale che è già sceso a valle. In questa mattina gli operai del comune stanno cercando di liberare i tombotti, che sono le tubazioni di scarico collinari, e poi capire come liberare il terreno facendo delle terre armate o delle trincee in verticali, ma con dei mezzi speciali, perché in questo momento veramente è impossibile accedere. Direttore, hai sentito una situazione davvero difficile, insomma tutto da capire nelle prossime ore, già a partire da domani con le nuove piogge che arriveranno. C'è davvero da scongiurare il peggio. Loro comunque sono pronti, il sindaco della Protezione Civile e tanti volontari sono pronti per cercare di arginare al massimo questa difficile situazione. Da Marostica è tutto. Direttore, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato e al sindaco di Marostica Mozzo. Andiamo avanti con purtroppo altri incidenti. Ci sono stati altri incidenti stradali. 2 camionisti sono morti in un sinistro che ha coinvolto un mezzo pesante e 2 automobili lungo la strada regionale 11 a Peschiera del Garda, nel Veronese, al confine tra Veneto e provincia di Trento. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7. Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, 2 mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente e i 2 conducenti sono deceduti. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto e le persone che erano a bordo sono rimaste ferite in modo non grave e trasportate all'ospedale di Peschiera. L'incidente ha causato la chiusura della strada per le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti e di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco di Verona e Bardolino. Sul posto intervenuti il SUEM 118 con ambulanza ed elicottero, la polizia stradale ed i vigili del fuoco. Dopo il grave incidente di un 11enne a Campodarsego a inizio settimana, a Noventa a Padovana, ferita una 16enne che è stata investita sulle strisce pedonali. Ancora una minorenne investita sulle strisce pedonali a Padova dopo l'11enne travolto da un'auto lunedì pomeriggio mentre attraversava la strada appena sceso dallo scuolabus a Campodarsego in via Pioga. Quest'ultimo migliora in ospedale a Padova, dove è ricoverata anche una 16enne investita sabato pomeriggio in via Noventana a Noventa Padovana. La giovanissima non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, la studentessa stava attraversando la carreggiata quando è stata investita da un'auto che viaggiava in direzione Stra-Padova, sbalzandola per alcuni metri. Stabilizzata sul posto dai sanitari del 118, la giovanissima è stata portata in ospedale. Alla guida dell'auto una donna che è stata sottoposta all'esame dell'alcol test con esito negativo. Ancora incidenti. Poco prima delle 20 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in via Naibo nel comune di Mansuè nel Trevigiano per un'auto che è finita contro un platano, una persona è rimasta ferita. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal distaccamento di Gaiarina e da Motta di Livenza hanno messo in sicurezza la Fiat Panda ed estratto la persona alla guida, che è stata subito presa in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzata e trasferita in elicottero in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Quando si alza in volo quell'elicotterone giallo e rosso vuol dire che ci sono problemi gravi sulle strade. Controlli dei NAS dei carabinieri in 2 locali pubblici di Piove di Sacco e di Conselve. I NAS sono i nuclei anti-sofisticazione dei carabinieri. Ancora una minorenne investita sulle strisce pedonali a Padova dopo l'11enne travolto da un'auto lunedì pomeriggio mentre attraversava la strada appena sceso dallo scuolabus a Campodarsego in via.
Questo non era il servizio giusto. Adesso andiamo a Venezia in diretta. Sta uscendo dal Teatro Goldoni il presidente Mattarella, che ha consegnato il premio Ugo La Malfa alla direttrice del Fondo Monetario Internazionale Cristalina Georgieva. Vediamo, sì, ti sento benissimo, Francesco. Siamo in diretta, c'è collegata anche con Antenna 3 Ilaria Marchiori. Vediamo se... Questa è la sala che ormai si sta svuotando. Dovrebbe esserci Ilaria Marchiori tra pochissimo in diretta con Filippo Fois. È stata una lunga cerimonia, anche il presidente con il governatore Luca Zaia, di spalle vedete c'è anche il sindaco Luigi Brugnaro. Dobbiamo dire, a noi erano stati annunciati 45 minuti di orologio, evidentemente le cose sono andate diversamente, per cui c'è stato questo cambio di programma, o meglio il presidente era previsto che lasciasse comunque attorno a quest'ora, anzi anche un po' prima, il Teatro Goldoni. Adesso non so se riuscite ancora a vederlo, si sta allontanando e girato quell'angolo si arriva al Canal Grande, proprio di fronte a Ca' Farsetti, alla sede del Comune di Venezia. Filippo Fois, delusione per quanti si aspettavano un discorso del capo dello Stato, ma dal programma in effetti risultava che il Presidente della Repubblica avrebbe solo assistito alla consegna del premio. Ovviamente c'erano tutte le autorità civili, militari e religiose. Aveva tenuto il discorso di apertura la rettrice dell'Università Ca' Foscari, la professoressa Lipiello, magari con Francesco Ceroni in regia, con lui e con Italo Morao. Vediamo di vedere cosa ha detto ai nostri inviati la rettrice di Ca' Foscari. Sentiamo. Questo premio è importante perché è simbolico di un percorso sulla cooperazione internazionale che noi vogliamo intraprendere assieme alle istituzioni coinvolte, quindi per la formazione sarà un inizio importante. È un processo difficile questo, ancora oggi. È un progetto difficile, sì, challenging diciamo, è una sfida. Grazie. Avevamo anche sentito ovviamente Giorgio La Malfa, figlio di Ugo La Malfa, che è stato presidente del Partito Repubblicano per decenni. Sentiamo cosa ha detto poco fa a Venezia. Una grande emozione perché mio padre studiò a Ca' Foscari, la ragione per cui siamo a Venezia è perché mio padre si formò a Ca' Foscari negli anni, un secolo fa, e a Ca' Foscari da una parte ebbe un insegnamento di economia importante, il grande Gino Luzzatto, lo storico, e dall'altra la sua formazione politica. L'antifascismo nasce a Ca' Foscari, lui era allievo di Silvio Trentin, che dovette andare in esilio nel 26, Gino Luzzatti dovette andare in America per le leggi razziali. Insomma, è un messaggio molto importante sulla storia, da dove nasce la Repubblica Italiana e la nostra Costituzione. Il fatto che ci sia il Presidente della Repubblica è un segnale di enorme importanza. Suo padre ebbe delle intuizioni estremamente moderne in un periodo non facile per l'Europa alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. È un messaggio il suo ancora di attualità alla luce di quella che è la situazione internazionale? Guardi, è proprio perché la situazione internazionale si è andata riempiendo di nuvole, basta pensare all'Ucraina, a Gaza, e basta pensare al fatto che negli Stati Uniti, che sono stati il paese che ha sostenuto nel dopoguerra la libertà dei commerci, la libertà delle idee e così via, oggi c'è il rischio di un presidente inimmaginabile di Stati Uniti che si richiudono in se stessi. Proprio per questo fare nell'università, parlando ai giovani, un messaggio a favore dell'internazionalismo, a favore della cooperazione internazionale, è forse porre le basi per un futuro migliore, perché spetta a questi giovani che escono dalle università poi dominare le idee politiche dei vostri 30 anni, e se saranno idee basate sulla libertà delle idee, della circolazione delle persone, questi governi alla fine ne dovranno tener conto.
Giorgio La Malfa questa mattina a Venezia al Teatro Goldoni per la consegna del premio intitolato al padre Ugo La Malfa alla direttrice del Fondo Monetario Internazionale Cristalina Georgieva. C'erano anche il presidente Zaia, c'erano il sindaco Brugnaro e ovviamente c'era anche il presidente Sergio Mattarella che è intervenuto, ha assistito senza però tenere un discorso. Allora vediamo il servizio sui controlli dei NAS a Piave di Sacco e a Conselve. Le ispezioni dei carabinieri dei NAS hanno interessato in questi giorni il piovese, in particolare 2 locali pubblici di Piave di Sacco e Conselve, entrambi segnalati alla competente autorità. Nel primo, i militari hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie nel locale cucina, segnalando la legale rappresentante del bar e facendo scattare una sanzione amministrativa di 1.000 euro. Al secondo locale pubblico, i carabinieri del NAS hanno contestato la violazione delle procedure di applicazione previste dal manuale di autocontrollo. Il legale rappresentante è stato sanzionato con una multa di 2.000 euro. E questo era il servizio sui NAS. Adesso andiamo in diretta a Padova, in Prato della Valle, da Chiara Gaiani, perché secondo un'inchiesta dell'Unione Consumatori risulta che Padova è la città italiana più cara in assoluto. Sentiamo Chiara Gaiani. Direttore, buongiorno da Prato della Valle con il collega Federico Cibotto. Ti diciamo come purtroppo i dati parlino di una Padova tra le città più care d'Italia, si piazza al 9° posto, seconda in Veneto, dietro solo alla città di Venezia, con una cifra davvero consistente. Sentite, questi dati sono stati riportati all'interno di un'indagine dell'Unione Consumatori, un'associazione che si occupa appunto di consumatori, che parla di una spesa per un nucleo familiare aumentata per un nucleo di 2 persone di 432 euro in un anno, che salgono a 657 euro se si parla di una famiglia di 4 persone. Un'impennata che riguarda molti prodotti alimentari, con un picco per l'olio d'oliva che è quasi raddoppiato, poi si parla di assicurazioni, di trasporti, ma i dati di Padova sono superiori sia per quanto riguarda l'aumento dell'inflazione media annua all'1,2%, Padova è all'1,8%, e poi anche per quanto riguarda appunto prodotti alimentari e bevande alcoliche sono aumentati del 12%, gli alimenti per i bambini, i servizi per gli elettricisti del 7%, gli affitti di un garage, e soprattutto a Padova città molte persone li cercano vivendo in appartamento, del 12%. Allora Valentina Visentin è andata a sentire se davvero i padovani hanno notato questo aumento e come lo stanno affrontando. Ringrazio il collega Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, vi lascio alle interviste che abbiamo raccolto fresche questa mattina in giro per la città, poi la linea può tornare allo studio. Secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, Padova è una delle città più care, che ha subito più rincari in quest'ultimo anno. Lei ha notato questa cosa, questo aspetto? Beh, che le cose siano aumentate è vero. Bisognerebbe fare il confronto anche con le altre città. Non so se voi intendete anche con la differenza con le altre città. Sì, è nona in Italia, tra le che ha subito più rincari. In effetti si nota quando si va al supermercato che le cose sono cambiate, lo notano tutti. I motivi non lo so, speculazione, costi, non so, è difficile. Bisognerebbe fare una ricerca approfondita. Parliamo di alimentari, sicuramente la frutta e la verdura chiaramente è aumentata molto. Dove noti questi rincari? Al massimo facendo la spesa, un pochino, ma per il resto non ho notato grandissime differenze, sinceramente. E sulla spesa quali sono i prodotti dove incide secondo te di più? Domanda difficile, è un po' generalizzato mi sembra l'aumento. Vedo che c'è più che altro la necessità di trovare una continua motivazione per lamentarsi di un qualcosa che insomma sì, fa parte
della nostra società, insomma. Ho notato anche un aumento dei prezzi sia nell'olio, in tutto, voglio dire. Sì. L'olio è il più caro? L'olio è il più caro, sì, di 3 euro è partito da 7-8 euro, è arrivato a 10 e passa, 11 al litro, oppure le bottiglie più piccole, il prezzo identico ma le bottiglie molto più piccole, sia per le bibite che per l'olio e il resto. Dove ha riscontrato prezzi più alti? Tantissimo, tutto quello che è il cibo, tutto, hanno aumentato tutto. Dove ha visto più rincari nell'ultimo anno nella spesa? Sulla frutta e la verdura, quella sì, tanto. Sì, un po' di rincaro c'è. Comunque per il quotidiano bisogna adattarsi e prendere lo stesso. Nella spesa lei dove ha notato maggiori aumenti di prezzo? La frutta e verdura. Soprattutto nella parte alimentare, che per chi fa la spesa di una famiglia praticamente con 5-6 persone si è visto proprio l'aumento dei prezzi, ma non poco, quasi il doppio. Sì, è proprio vero. Dove secondo lei sono aumentati? Anche nelle piazze, anche nel mercato delle piazze, nel mercato delle case, anche se non le vendono, però tirano su i prezzi. Servizio di Valentina Visentin. Restiamo a Padova per queste 24 ore per parlare di pace e per condannare i genocidi. Prato della Valle si è vestito di arcobaleno nel fine settimana. Sentiamo. 400 bandiere della pace hanno circondato Prato della Valle, l'isola Memea delineata da un percorso arcobaleno per invitare l'intera città a riflettere sulla pace e sui conflitti che stanno affliggendo il mondo in questi mesi. Per 24 ore le bandiere hanno addobbato il Prato grazie agli scout del gruppo Masci in collaborazione con il Comune e con altri gruppi della GESCI, le associazioni dell'area pace, diritti umani e cooperazione internazionale Uniti per la pace, che hanno animato la giornata di riflessione con delle passeggiate durate da sabato a domenica sera e che hanno cercato di coinvolgere tutta la cittadinanza. Allora, domani dovrebbe uscire il decreto legge sugli autovelox, cioè una rivoluzione degli autovelox, stando al ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini. Andiamo in diretta a Treviso da Daniela Sizia, che è in compagnia del sindaco e presidente dell'ANCI Mario Conte. A te, Daniela. Grazie direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, nuova stretta, sindaco, anzi la stretta che arriva da domani, verrà pubblicato il decreto sulla Gazzetta, quindi tutto ufficiale. Che cosa pensa? Insomma, tante le regole nuove. Un provvedimento di buon senso da parte del ministro Salvini, che da una parte vuole garantire la sicurezza stradale, dall'altra vuole evitare quelle situazioni quanto a meno ambigue dove viene rilevata la presenza di più autovelox nello stesso tratto, oppure dove per esempio viene modificato in modo repentino il limite di velocità, inducendo l'automobilista a passare fuori dai limiti sotto l'autovelox. Ecco, situazioni come queste, che nel territorio veneto francamente non vengono rilevate o non sono comunque degli strumenti abitudinari, però vengono regolamentati, quindi è stato messo nero su bianco le nuove regole, che sono regole di buon senso, che garantiscono la sicurezza e evitano di salassi per gli automobilisti su strade che francamente non sono troppo pericolose. Ecco, autovelox che però sono tuttora in funzione. Sì, per quanto riguarda la diatriba tra omologazione e autorizzazione, anche qui abbiamo avuto rassicurazioni da parte del Ministro che il giorno dopo la pubblicazione del nuovo decreto verrà con una legge fatta ad hoc equiparata all'omologazione e all'autorizzazione, quindi mettendo la parola fine ai contenziosi e quindi facendo tornare anche il sereno ai comuni che vedevano lo spettro dei numerosi ricorsi. Quindi gli autovelox, lo ribadisco ai nostri cittadini, sono in funzione. Ricordo anche che chi rispetta i limiti di velocità non ha alcun tipo di problema e non corre nessun rischio di essere sanzionato. Chi invece non rispetta i limiti, oltre a mettere a rischio la propria vita e quella degli altri, rischia anche di prendere la multa. Sindaco, per quanto riguarda Treviso, cambierà qualcosa? No, per quanto riguarda Treviso non cambierà niente, le postazioni fisse sono quelle che ormai tutti conoscono nella nostra tangenziale, che sono ben visibili e hanno come unico obiettivo
quello di limitare la velocità e di mettere in sicurezza la nostra comunità sulla tangenziale. Per tutti gli altri rilevamenti della velocità li effettueremo con le pattuglie, con la presenza della pattuglia della polizia locale, e quindi nel caso in cui non vengano rispettati i limiti verranno sanzionati sul posto gli automobilisti. Grazie davvero Sindaco. Da Treviso è tutto, la linea a te Gigi. Grazie molte, grazie al Sindaco di Treviso Mario Conte. Vediamo la rivolta degli enti locali per i tagli a quelli che hanno avuto i fondi PNRR, un vero e proprio paradosso che fa infuriare i sindaci e gli amministratori della Marca. Sentiamo il sindaco di Castelfranco, Stefano Marconi. Se andrà avanti così pagheremo uno scotto troppo importante, ma penso, visto che tanto ANCI quanto UPI stanno dialogando con il governo, che ci sia un ravvedimento a livello governativo, altrimenti sarà proprio oltre il danno la beffa. Reduce da settimane segnate dall'emergenza maltempo, con la sua città ancora ferita, Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso, non le manda a dire, anche se sulla carta il governo, dal punto di vista politico, è amico. Nodo del contendere la bozza del decreto sulla spending review, oltre 1 miliardo di euro di tagli per gli enti locali da qui al 2028, 250 milioni solo per quest'anno. Ma il problema non è tanto il numero che già circolava, quanto il criterio di ripartizione contenuto nella bozza del provvedimento, che prevede tagli maggiori per chi ha più progetti finanziati dal PNRR. Su questo la provincia di Treviso è stata tra gli enti più virtuosi in Italia, virtù che potrebbe divenire un boomerang. Tu fai conto che 100 milioni di euro sono stati intercettati dall'ente provincia per la scuola e circa una ventina li ha messi di risorse proprie, dai 15 ai 20, sono 120 milioni di opere di cui il territorio fabbisognava. Sono soldi che sono tanti e laddove dovessero pesare sul bilancio della provincia, che è già un bilancio asfittico, andremo verosimilmente in disequilibrio. Non si può dare con una mano e togliere con l'altra. Questo è il concetto. Ma a rischio vanno i bilanci degli enti locali, questo va a rischio. Quando tu metti a rischio un bilancio, metti a rischio servizi come il trasporto pubblico, come le mense laddove le concorrano gli enti locali, servizi di riscaldamento nelle scuole, insomma quei servizi base vanno a rischio quando i bilanci non trovano più la quadratura. Insomma, cambiano i governi, ma la logica dei tagli sugli enti più virtuosi resta, anche se si spera in un dietrofront. Sullo sfondo la partita parallela del ritorno all'elettività delle province, rilanciata nelle scorse ore dallo stesso ministro Calderoli in Veneto. Vi è bisogno delle province, lo vediamo in questi momenti alluvionali, no? Dove le strade come sono messe, lo abbiamo visto con l'azione rispetto alle scuole, lo vediamo con le gare, no? Le province sono gli enti più performanti, coloro che sono stati in grado di essere a fianco nei comuni per calare a terra il PNRR, quindi le province è un ente che serve. Sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, a microfono di Christian Arboit. Se potessero, borseggiatori e borseggiatrici metterebbero le mani anche sui fondi PNRR, perché non hanno scrupoli e non hanno limiti. Hanno trovato dei borseggiatori che con quello che avevano rubato si sono comprati case da centinaia di migliaia di euro. E allora protesta a Venezia, la protesta dei cittadini non distratti, con i volti di borseggiatori e borseggiatrici esposti alle porte della città. Ovviamente c'era anche Lady Pickpocket. Vediamo. Attenzione borseggiatori! Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatori! Attenzione pickpocket! Allarme a Venezia! Eccoli, i volti dei presunti borseggiatori più attivi a Venezia che il Comitato dei cittadini non distratti insieme a Monica Poli, Lady Pickpocket, ha voluto esporre su 5 metri di cartellone alle porte della stazione dei treni, luogo per loro di maggiore azione, in modo che chiunque passi possa riconoscerli e salvaguardarsi. Qui se ne vedono circa 90, ma, dicono i membri del Comitato, sono molti di più e denunciano sempre più bambini. Venezia è sotto assedio, abbiamo decine e decine di borseggiatori, abbiamo decine e decine
di bambine minorenni, addirittura bambine di 10 anni, costrette a rubare. Non si può più andare avanti così. Dove sono i servizi sociali per queste bambine? Abbiamo una bambina che avrà 9 anni. Stanno sfidando lo Stato italiano. Non ci sono le leggi. È una vergogna. Le forze dell'ordine hanno le mani legate. Il messaggio ancora una volta va al governo. Il ministro Nordio deve assolutamente intervenire e porre fine a questo scempio che rovina l'immagine di Venezia e anche di tutta l'Italia, perché siamo veramente invasi da delinquenti. È una piaga sociale che riguarda turisti, residenti veneziani e anche disabili, che sono vittime di questi borseggiatori che non hanno proprio veramente un minimo di cuore. La protesta ha attirato anche le polemiche di alcuni passanti contrari alla scelta del comitato di mostrare i volti dei presunti borseggiatori identificati dal gruppo, ma loro spiegano. Li vediamo tutti i giorni, no, ci ridono in faccia, ci danno del pedofilo, ci offendono, adesso sono diventati anche molto aggressivi. Ecco, cosa possiamo fare? Adesso facciamo una manifestazione in modo che il problema venga a galla. La scorsa settimana a subire un'aggressione che l'ha portata in ospedale è stata la spagnola Eliana Guerrero della pattuglia cittadina di Barcellona, un comitato di residenti simile a quello veneziano. Ai cittadini non interessa se le carceri sono piene, si costruiscono. Perché il problema sta tutto che le carceri sono piene. L'Europa ci ha imposto il 25% dei processi, ma dove stiamo arrivando? Noi paghiamo le tasse, pretendiamo la sicurezza e i turisti che vengono in Italia e spendono i soldi pretendono la sicurezza anche loro. Intanto venerdì è stato arrestato un giovane magrebino dopo il quarto borseggio compiuto a bordo dei treni a danno dei turisti. La polizia ferroviaria era sulle sue tracce da tempo e grazie alla verifica dei documenti con cui girava risultati falsi è stato bloccato. La convalida dell'arresto ha poi portato a una condanna a 1 anno e 2 mesi, pena sospesa. Servizio di Ilaria Marchiori, per fortuna ci sono risorse che vanno a buon fine, specie se i destinatari sono i bambini malati, e quindi vediamo cosa si sta facendo per potenziare la ricerca pediatrica per il prossimo triennio della Fondazione Città della Speranza. Realizzare il sogno che ogni bambino malato diventi grande. Continua dal 1994 a investire nella ricerca pediatrica la Fondazione Città della Speranza, che ha eletto il nuovo consiglio direttivo. Una speranza di vita che potrà crescere anche grazie ai 14 progetti di ricerca pediatrica finanziati per il triennio 2024-2026 per oltre 3 milioni di euro. Perché i progetti che abbiamo in ballo per i prossimi anni sono veramente importanti. C'è la nuova torre che vorremmo realizzare a breve, o perlomeno iniziare. Abbiamo tutto l'investimento sulle Cell Factory, più poi abbiamo il progetto originale, che è quello di espandere la conoscenza della Fondazione al di fuori del Triveneto. Se la Torre della Ricerca è il simbolo visibile del lavoro svolto in questi anni, dei sorrisi restituiti a bambini e famiglie, è nei laboratori che i ricercatori, grazie alla generosità e alla sensibilità dei donatori, continuano a operare in collaborazione con l'ospedale di Padova, rappresentando un'eccellenza a livello nazionale e internazionale, soprattutto nella diagnostica avanzata. Questo che cosa comporta? Comporta che tutti i fondi che vengono raccolti dalla Città della Speranza, Onlus, e che vengono messi a disposizione dei nostri ricercatori sono impiegati quasi per la totalità, quindi parliamo intorno al 92-93%, per la ricerca pura, ricerca che continua senza tregua, sfruttando quelle che sono le prospettive per il prossimo anno, quindi la possibilità di realizzare Cell Factory, la possibilità di continuare con la divulgazione scientifica, la possibilità di fare in modo che ci sia sempre e comunque la possibilità di portare avanti nei nostri 31 laboratori, nelle loro 7 aree di ricerca, quello che è necessario per un futuro migliore dei nostri bambini. All'attività di ricerca è dedicato il 91,24% dei ricavi della Fondazione, alla continua ricerca di donatori anche al di fuori dei confini del Veneto. La Fondazione
vive raccogliendo il denaro sul territorio, quindi dei volontari che ci aiutano a raccogliere denaro, i nostri donatori che sono tanti, però abbiamo bisogno anche di impatti più pesanti, quindi le aziende per esempio possono aiutarci molto sul territorio, possono aiutarci sicuramente tutte le persone. Approfitto dell'occasione per parlare del 5 per 1000, visto che siamo addirittura d'arrivo con le dichiarazioni di redditi, quindi tutti possono aiutarci con il 5 per 1000, basta una firma e insomma è molto facile e costa poco. Francesco Cerone, Italo Morao, per questa edizione di TG Focus. Chiudiamo una notizia di gossip, un imprenditore veneto, il nuovo amore di Michelle Hunziker, la nota showgirl, dice la Tribuna di Treviso, si accompagnerebbe ad un giovane vittoriese. Si tratta di Matteo Vietzer, manager nel settore dell'alta moda. Andiamo in pubblicità e torniamo subito con Focus TG, state con noi. E l'autonomia differenziata ancora sulla graticola, perché il DDL Calderoli è stato votato in Senato, manca il voto della Camera dei Deputati, si pensava che potesse essere calendarizzato prima delle elezioni europee, invece pare che, anzi ormai sicuramente, si andrà dopo le elezioni. Il ministro Calderoli non si scompone, dice un mese di ritardo dopo aver aspettato tutti questi anni, e in realtà per la precisione 2409 giorni dal 22 ottobre, quello storico 22 ottobre di più di 6 anni fa, ha detto Calderoli, possiamo aspettare ancora. E il Presidente Zaia non perde occasione per protestare contro coloro che parlano di secessione dei ricchi e soprattutto aveva anche protestato per quanto aveva detto il ministro Tajani, che aveva parlato della necessità di vigilare. Sentiamo. Noi siamo rispettosi dei tempi del Parlamento, ricordiamo che questo è un percorso costituzionale, rispettoso della legge, però mi dà un po' fastidio sentir dire che bisogna vigilare. Non è che qui qualcuno scappa con la re furtiva, stiamo parlando di un processo serio, di responsabilità e di modernità per l'Italia. Quindi voi ci siete? Noi ci siamo e stiamo portando avanti i dettami dei padri costituenti. E Einaudi nel 1948, presentando la Costituzione, diceva ad ognuno dovremo dare l'autonomia che gli spetta, ed è esattamente quello che stiamo facendo. Presidente. Particolarmente duro in questi giorni è stato il giudizio di Carlo Calenda di Azione. Adesso sentiamo il candidato alle europee Carlo Pasqualetto di Azione, c'è stata anche peraltro la bocciatura della Conferenza Episcopale Italiana. Vediamo. Sono tutte battaglie ideologiche che poi non arrivano alla concretezza. Sull'autonomia, ad esempio, ci manca ancora di capire come funzionerà, come saranno finanziati i LEP, e quindi dal nostro punto di vista sono solo bandiere che vengono agitate. Torna a far discutere il disegno di legge sull'autonomia differenziata, una battaglia ideologica che non verrà mai compiuta, secondo il leader di Azione Carlo Calenda, linea sostenuta da tutto il partito che la definisce un contentino dato da Meloni a Salvini per far votare sul premierato. I veneti sono stanchi perché noi vogliamo, quando parliamo di autonomia, vogliamo dire che vogliamo poter gestire le risorse per dare risposte ai cittadini. Oggi qua in Veneto la sanità fa acqua da tutte le parti, le famiglie sono lasciate sole, i nostri anziani sono in difficoltà. Abbiamo bisogno di risposte chiare, risposte che il governo non sta dando, perché la verità dei fatti fa solo slogan e invece dopo non ha la capacità di mettere a terra quello che promette. Un'autonomia differenziata che rimarrà solo sulla carta, se non diventare un poltronificio, e che non vedrà un euro di fatto ricadere nelle tasche delle famiglie e per i territori. Una presa in giro alle spalle dei veneti, attacca ancora Calenda. Nella legge nessun capitolo che parli di tasse e la necessità di finanziare i LEP, quando però, dice, mancano i fondi. Il rischio è che il Veneto, regione strategica per posizione geografica ed economica per il paese, con l'autonomia rischi di diventare, commentano da Azione, un poltronificio per i politici. Preoccupazione anche dei vescovi italiani. Era stato il cardinale Zuppi ad esprimere per primo perplessità sul disegno di legge. Ora invece è tutta la Conferenza Episcopale a bocciare l'autonomia differenziata, bollata come una riforma che rischia di minare le basi ed il principio di solidarietà tra le regioni, presidio al principio di unità della Repubblica e creare inoltre forti diseguaglianze sulla sanità. Non fa sconti sulle polemiche, tira dritto invece il governatore Luca Zaia.
Non è una battaglia per tagliare l'Italia in due, non è una battaglia per lasciare indietro qualcuno, e tutti questi che parlano, che dicono che c'è l'Italia a due velocità. Certo, c'è l'Italia a due velocità, lo certifico io. Oggi abbiamo l'Italia a due velocità. Per colpa di chi? Non per colpa dell'autonomia che non c'è, ma per colpa di questo centralismo che loro difendono e che è stato gestito male. Ma guardi, io sono come San Sebastiano, no? pieno di frecce, ma non mollo. Insomma, tutti coloro che non vogliono perdere privilegi, tutte le corporazioni, tutte le camarille, soprattutto nel mezzogiorno, perché temono la responsabilizzazione, no? È comodo poter dire, avere sempre l'alibi dello Stato cattivo, no? che sbaglia i conti o che fa qualche altro errore. Intanto si va in questo clima piuttosto teso verso il voto dell'8 e del 9 giugno con le elezioni europee e amministrative a cercare, tra coloro che cercano la riconferma, c'è anche l'eurodeputato della Lega Paolo Borghi. Capolista per la Lega, una grande soddisfazione e una grande responsabilità anche. Sì, iniziamo dalla responsabilità, poi insomma notizia che mi ha personalmente colto un po' di sorpresa, grande soddisfazione, ringrazio il partito, ringrazio tutti quanti mi hanno dato fiducia. Adesso però inizia la fase della responsabilità, visto che comunque cercherò di fare il massimo, come ho sempre fatto, per dare un contributo importante al partito. Ecco, quale sarà il contributo, come verrà preparata questa campagna elettorale, su quali priorità? Tanta concretezza, tanto territorio che ha fame di essere rappresentato a Bruxelles, quindi le priorità sono quelle che ho provato a portare avanti negli ultimi 5 anni, quindi impresa, tutela del Made in Italy, difesa del nostro agroalimentare, internazionalizzazione delle imprese e poi, tornando sui miei temi, avere una politica energetica che riesca ad andare nella direzione di tenere i prezzi bassi, garantendo contestualmente autonomia energetica al nostro territorio, perlomeno in misura maggiore rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Senta, abbiamo ancora negli occhi le immagini delle proteste dei trattori, degli agricoltori che hanno lamentato esigenze e rivendicato diritti in Europa. Su questo qual è il suo punto di vista? Ma bisogna far cancellare dalla testa della Commissione europea che l'agricoltore sia colui che inquina, colui che è solo il protagonista delle emissioni di gas climalteranti. Viceversa, va ribaltata questa prospettiva, perché l'agricoltore è colui che ci consente di mangiare con una certa qualità, con prodotti salubri, e poi c'è il grande tema del reddito per gli agricoltori, per cui serve da questo punto di vista un'Europa meno ideologica. Serve pensare sia alla sostenibilità sia all'ambiente, però contestualmente poi c'è un mondo che non dobbiamo penalizzare, che è quello degli agricoltori, è quello del chilometro zero, è quello di chi si impegna quotidianamente per sfamarci. E nel cuore di Treviso una raccolta firme per riconoscere a livello nazionale il popolo veneto e la lingua veneta. Tra i promotori c'erano il segretario e il vice segretario regionale della Lega, Alberto Stefani e Riccardo Barbisano. Chiediamo a tutti i veneti di siglarlo, perché ovviamente più siamo, più peso avrà la nostra iniziativa. Prima di tutto l'identità e legata ad essa la lingua. I veneti chiamati a contarsi per far capire di esistere e ottenere il doppio riconoscimento internazionale, usando un modulo da firmare. La battaglia dell'associazione Popolo Veneto, ripartita con i gazebo in piazza, era già nata nel 2015, quando una rappresentanza del gruppo era stata ricevuta all'ONU. Primo passo, far capire di esserci. Il Covid si è messo d'ostacolo negli ultimi anni, ora l'iniziativa riprende con 2 obiettivi. Che attualmente noi siamo considerati, e basta vedere anche nelle patenti, nelle carte d'identità, siamo considerati italiani. Per essere riconosciuti come veneti dobbiamo dimostrare di esistere. Quindi attraverso questo modulo che appunto oggi firmiamo, noi facciamo un riconoscimento, ci riconosciamo appunto di essere veneti. E chiediamo anche allo Stato italiano, come lo Stato italiano ha riconosciuto anche altre lingue, penso ai popoli del Sud Tirolo, valdostani, friulani, che hanno anche diritto appunto di usare sia la lingua anche nelle scuole, ma anche nei cartelli stradali hanno la bilingua appunto sia in italiano che anche in tirolese, in valdostano. E chiediamo che anche, visto che siamo nello stesso Stato anche noi, che anche i veneti abbiano questo diritto.
Ad appoggiare l'iniziativa la Lega. La galassia indipendentista e quella autonomista del Carroccio non sono mai state in grossa sintonia in questi anni, ma stavolta le due parti stanno insieme, iniziando da un paradosso da sanare, come sottolinea il segretario provinciale Dimitri Coin. I figli dei nostri nonni, dei nostri zii, dei nostri cugini coraggiosi che a inizio secolo hanno abbandonato il Veneto per andare in Sud America, in particolare in Brasile, portando quelle che sono la nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni, hanno visto di fatto riconosciuto la lingua veneta, che in Brasile è riconosciuta e si chiama Talian, ma di fatto è la lingua veneta. Nei supermercati brasiliani la ricotta alla bandierina italiana e sotto c'è scritto Puina, che è il linguaggio con il quale mio nonno e anche mia mamma chiamavano la ricotta. Noi non possiamo essere meno veneti dei nostri cugini veneti che se ne sono andati, che hanno costituito una comunità fuori dall'Italia a 15.000 chilometri di distanza da casa. Segretario provinciale della Lega Treviso Dimitri Coin. Andiamo a Bassano del Grappa, dove ci sono tre principali contendenti, cioè Nicola Finco, Elena Pavanna e per il centro-sinistra Roberto Campagnolo. Sentiamo i giovani del movimento È il momento. Un programma a misura di quartiere, costruito passo dopo passo attraverso un percorso di dialogo con la città. La proposta della lista È il momento nasce e cresce proprio con il confronto, mettendo in cima alle priorità la gestione del verde pubblico, la viabilità, gli spazi di incontro, l'efficientamento dell'illuminazione, la sicurezza, gli anziani e la prossimità sociale. È un programma nato dalla lettura dei bisogni delle persone a partire dal loro vissuto, cioè dai quartieri. E dal vissuto delle persone la nostra, responsabilità è quello di offrire loro il senso del noi, dell'appartenenza ad una comunità. Per questo, ad esempio, abbiamo lanciato l'idea della Fondazione San Bassiano, una sorta di patto generazionale tra gli anziani, il loro futuro, i dati ce li abbiamo demografici, e le nuove generazioni. Gianni Zen fissa all'orizzonte anche un appuntamento importante, gli Stati Generali di Bassano, per un'opera di pianificazione del futuro. E attraverso i conti immaginare anche una scaletta di quelle che possono essere le priorità, le quali andranno presentate alla città. Quindi immagino 3 mesi nei quali ci sia una sorta di atto preparatorio per questi Stati Generali a settembre. E poi l'Emporio del Brenta, una sorta di mercato coperto con stand da affittare anche temporaneamente. Insomma, tante proposte, come era naturale aspettarsi dalla vivacità dei giovani candidati, ma proprio questo aspetto divide l'opinione pubblica. Manca infatti una dose di esperienza amministrativa al gruppo. Anche per le grandi opere pubbliche il programma è da implementare. Insomma, tutto si riconduce a una questione appunto di esperienza che manca per il momento, ma va anche detto che il tempo è dalla parte dei giovani. Servizio di Alex Giuliano. E intanto Bassano Passione Comune propone un vincolo di tutela dell'area verde di San Lazzaro. E proponiamo un vincolo di PAT di inedificabilità, cioè un vincolo del piano di assetto del territorio che è sovraordinato al piano interventi, al vecchio PRG, di modo che poi non sia lasciato all'intenzione dell'amministrazione che di volta in volta prende in mano la città quello di mantenere verde o di costruire. Quindi un vincolo molto più importante che garantisca che questo pezzo, ormai ripeto tra gli ultimi di campagna bassanese rimasti, possa rimanere verde anche per il prossimo futuro. Bassano Passione Comune propone un vincolo per tutelare l'area verde di San Lazzaro. Mai abbassare la guardia, dice il consigliere Poletto. L'errore che potrebbero fare molti cittadini elettori è pensare che la partita che si è giocata l'anno scorso in quel consiglio comunale epico, tra l'altro con una partecipazione popolare enorme, sia conclusa, e cioè che qui il rischio sia cessato. Non è così. Non è così, perché alcune forze politiche che si candideranno a guidare la città sono quelle forze politiche che avevano votato per costruire gran parte di quest'area, e gran parte sarebbe stata poi costruita se si fosse dato il via a quella cementificazione. Quindi noi contrastiamo questo disegno di città perché non ci piace, siamo convinti che i bassanesi non vogliano perdere quest'ultimo pezzo di campagna bassanese. C'è di più. Noi proponiamo come coalizione anche
la possibilità di acquisire da parte del pubblico, quindi da parte del comune, una fascia di quest'area per trasformarla in un bacino di infiltrazione. Un bacino di infiltrazione è un'area verde che permette di caricare la falda ancor più degli altri terreni verdi. Questi interventi possono essere fatti a carico del lato idrico, che appunto ha in qualche maniera la gestione delle acque di questo territorio, e a spese di ETA. Politicamente parlando, quest'area verde è stata proprio l'elemento al centro che ha spaccato la maggioranza. Quello a cui abbiamo assistito l'anno scorso è stato avere uno spartiacque enorme. Lì si sono presentati due modelli di città, o si vota per l'uno o si vota per l'altro. Ecco, l'errore da non fare è pensare che adesso si possa scegliere qualsiasi tipo di amministratore e che qui l'area rimanga verde. No, ci sono alcuni amministratori che si candidano a governare la città che sono pronti a rigiocare quella partita per ricercare di far partire quel tipo di cementificazione. Riccardo Poletto, ex sindaco di Bassano del Grappa, e a Bassano restiamo ancora, anzi andiamo a Cartigliano, perché il candidato sindaco Gianluigi Pellanda ha presentato il gruppo che lo sosterrà alla corsa di Primo Cittadino. Gianluigi Pellanda, 66 anni, pensionato, corre per la poltrona di Primo Cittadino a Cartigliano con la sua squadra di 12 elementi, 3 donne e 9 uomini. Ci proponiamo di migliorare laddove si deve migliorare per andare incontro alle esigenze dei concittadini. Ecco, sono sempre tante le cose da fare in una realtà comunale e cerchiamo di metterci impegno appunto per quello che c'è dalla viabilità, dalle strade da sistemare al sociale. C'è bisogno veramente di sistemare la viabilità, specialmente in periferia. Le periferie sono importanti quanto il centro, perché in un cerchio tanto importante il centro quanto il bordo del cerchio, cioè tutto il cerchio è importante, altrimenti non è più un cerchio. E perciò bisogna dare attenzione a tutti e in particolare dove finora per vari motivi c'è stata, diciamo, qualche carenza, insomma, ecco. La caratteristica principale del vostro gruppo? È un gruppo intanto molto affiatato, e siamo uniti, propositivi, ci sono anche delle specialità importanti all'interno, animati da buoni propositi, insomma da seri propositi di cercare proprio di guardare attentamente laddove c'è bisogno di dare una mano per migliorare, insomma. Vediamo tra i titoli dell'Arena di Verona, quotidiano, uno dei quotidiani più antichi d'Italia. L'infortunio in un cantiere a Lugagnano di Sona, operaio travolto da materiale caduto dall'alto e ferito seriamente. Il traffico in autostrada, un tamponamento in A22, il Brennero tra 4 veicoli, code di 4 km su entrambe le carreggiate tra Nogarole Rocca e Mantova Sud. E poi a Fosse, in Lessinia, ucciso a colpi di arma da fuoco un lupo. Gli animalisti dicono in Lessinia clima da Far West, ma i lupi, come sapete, colpiscono anche sull'altopiano di Asiago, in particolare l'ultima predazione a Rozzo. Non si fermano gli attacchi dei lupi in altopiano, predatori ancora in azione a Rozzo, nello stesso punto dove qualche giorno fa uccisero 4 pecore che si trovavano all'interno di un recinto con una rete alta 1,80 m a ridosso dell'abitazione di Fiorenzo Costa. In quell'occasione ne era rimasta solo una, proprio quella dilaniata la scorsa notte dal branco. Costa è affranto, si sente abbandonato, lui come tutte le persone che hanno bestie in montagna e si trovano impotenti di fronte alle predazioni continue ed estenuanti. Siamo gente di montagna e purtroppo siamo comandati da gente di pianura che la nostra realtà non la conosce e non la capisce, quello è ancora peso. Dal suo canto il sindaco di Rozzo lancia ancora una volta un appello per un'azione urgente. Quello che era un allarme ormai è diventato un vero e proprio pericolo. Attenzione, stiamo caricando le malghe in montagna, comincia la monticazione, migliaia di animali saranno trasferiti nelle malghe. Il problema che c'era fino ad oggi sarà ancora più grosso nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, e quindi noi chiediamo con forza che il territorio sia difeso e che si possa finalmente trovare una soluzione a questi attacchi dei lupi che ormai vengono all'interno dei garage delle nostre abitazioni.
Andiamo in pubblicità, 2 minuti, poi torniamo subito con i registi Francesco Cerone e Italo Morao. A tra poco, grazie. Nuova in diretta con Focus TG, un'altra protesta sempre a Venezia, questa volta contro il contributo d'accesso. Alcuni cittadini sono arrivati al punto da tentare di farsi dare una multa. Sento il dovere di disobbedire a una norma illegittima, anticostituzionale, che è contraria alla dignità dei cittadini, ma che apre la porta all'acquisto dei diritti, che è una cosa inaccettabile. I nostri diritti noi non li compriamo, e questo è nel quadro di un sistema di sorveglianza e controllo globale che non intendiamo accettare, che è fuori legge, che è fuori veramente dalla grazia di Dio. Una trentina di persone hanno appoggiato la protesta del professor Tutino, arrivato da Roma, per portare di fronte ai giudici la questione del ticket d'ingresso e della sorveglianza globale. Ha cercato in ogni modo di farsi multare dagli agenti della polizia locale, dai sorveglianti e dai poliziotti, senza però riuscirci. Esiste un sistema di controllo e sorveglianza che è correlato a questo tipo di provvedimenti, che è totalmente illegale, tant'è che non riusciamo a farci fare la multa. Giorni fa un sondaggio ha rivelato come la maggior parte dei residenti non sia d'accordo con questo provvedimento. Abbiamo fatto un sondaggio scientifico con Demetra, il 90% della popolazione di Venezia è contraria a questo sistema umiliante, il 90%. Non serve a ridurre il turismo e serve soltanto a umiliare la popolazione. E questo regolamento è figlio della Smart Control Room, ovvero un cervello digitale che sorveglia la città con 700 telecamere, con l'aggancio alle nostre celle telefoniche, per cui veniamo seguiti ogni quarto d'ora, è nota la nostra posizione. Dopo svariati tentativi, Tutino alla fine è andato in questura ad autodenunciarsi e a denunciare agenti e vigili per omissione di atti d'ufficio. Dalla protesta contro il ticket d'accesso a Venezia a quella dei residenti di San Francesco a Vicenza, perché in via Turra non vogliono la costruzione di un asilo nido nell'ultima zona verde, dicono, rimasta. Salviamo il verde che resta, è la parola d'ordine della protesta che oggi pomeriggio ha infiammato il quartiere San Francesco di Vicenza. Decine di famiglie residenti sono partite da via Istria per raggiungere il parco di via Turra. Nella camminata hanno chiesto a tutti gli abitanti della zona di scendere in strada per bloccare il progetto che prevede la costruzione di un nuovo asilo nido di cui, dicono, il quartiere non ha bisogno. Tutti fuori. Chiedono agli altri residenti di scendere per partecipare alla protesta. Il quartiere, dicono, è già altamente cementificato e il traffico, cresciuto negli anni, ha reso l'aria irrespirabile. Per questo, invece di costruire ancora, i manifestanti hanno chiesto di riqualificare le scuole già esistenti. In nome della salvaguardia del verde, hanno finito la marcia di protesta nel parco di via Turra. Di corsa verso la longevità, c'è stato un successo di pubblico per la Longevity Run a Treviso. Invecchiare bene è una priorità di tutti, dicono gli organizzatori, che ribadiscono come nel 2050 nel Trevigiano gli over 80 saranno oltre 110.000 e quindi godono in genere gli anziani di ottima salute e fanno anche molto sport. Vediamo. Ciascuno con il proprio passo, ma tutti con un unico obiettivo, quello di promuovere uno stile di vita sano e consapevole per invecchiare bene, tutt'altro che uno slogan visti i numeri di una popolazione sempre più anziana. Nel 2022 gli ultraottantenni in provincia di Treviso erano 64.000, nel 2050 arriveranno a ben 111.000, perciò questo è chiaro come l'invecchiamento attivo sia fondamentale per poter gestire appunto gli anziani nel prossimo futuro. L'amministrazione
con ISRA, in collaborazione storica con ISRA, porta sempre avanti iniziative per gli anziani, dando anche contributi anche in termini economici, in termini strategici e operativi. Insomma, la questione è sia sociale che sanitaria e va affrontata con ogni mezzo, a dirlo anche Andrea Rossi, primario della geriatria al Cafoncello, che con la pettorina numero 1 si è presentato al via. La sanità pubblica deve investire tanto anche in prevenzione, questo è l'unico modo per far fronte all'invecchiamento della popolazione. Camminare almeno 30 minuti al giorno è un primo semplice passo, dice Rossi, ma non basta. Ovviamente non è sufficiente camminare, ma è importante fare anche esercizio fisico di flessibilità, di equilibrio e anche di resistenza, che vuol dire con pesi ovviamente bilanciati rispetto alle possibilità di ciascuno. E così giovani e meno giovani, circa 500, si sono cimentati nella Longevity Run tra Villa Carisi e il Sile, ma il traguardo stavolta va oltre quello di giornata. Poter fare una vita salutare appunto il più possibile e per non pesare sui familiari anche. I giorni di oggi determineranno la qualità della vita che avremo tra 30 anni, quindi è importante esserci, è importante dare una dimostrazione tangibile che l'attività fisica fa bene. Non c'è dubbio, se si ha tempo e anche voglia di fare movimento, bisogna fare movimento, lo dicono tutti i medici. Chiudiamo con questo servizio, questa edizione di Focus TG. Vi ricordo stasera Focus alle 21:15, il nostro talk, il più seguito del Nord-Est. Avremo gli ospiti e anche una lunga intervista al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Lo sentiremo anche sulla polemica dei ragazzi esentati dallo studio di Dante. Grazie a tutti, buona giornata, a presto, arrivederci.